la signora Panzarini, che è questo albergo dal 1965, quando l'ha costruito il papà. Uno dei primi alberghi di Bibbione che aveva già i bagni nelle camere. Esatto. Come è nata questa attività, come si è sviluppata? Mio padre era un costruttore edile e aveva già costruito diversi alberghi qui a Bibbione e ha deciso di costruire un albergo per la sua famiglia, per se stesso, e poi per mia madre e me, perché mio fratello, che è ingegnere, seguiva la strada di mio fratello, di mio papà, e quindi abbiamo fatto questo albergo e l'ha fatto con tutti i crismi allora che erano necessari. Avevamo già nel 1965 avevamo già i controsoffitti nelle camere già per l'aria condizionata, per tutto quanto, le doppie porte, quindi con tutto quello che era necessario. Guardava avanti. Guardava avanti, esatto. E poi avete fatto una delle prime piscine qui? Noi abbiamo fatto la prima piscina prima ancora dell'evento delle alghe. Dicevamo, lei ogni anno ha fatto qualche investimento, non enorme ma importante, tutti gli anni, per rinnovare. Qualche esempio degli ultimi periodi? Vediamo l'arredamento ovviamente. L'arredamento della soggiorno nel 97, il piano di camere in più, abbiamo rinnovato completamente la piscina. Quante camere ha l'albergo? 44. 44, mentre all'inizio era un pochino più piccolo? Sì, avevamo 11 camere di meno. 11 camere, poi siete cresciuti? Poi nel 97, durante la costruzione, sempre con l'aiuto di tutti, abbiamo fatto il quarto piano e sono state create altre 11 camere. Che differenza c'è tra il cliente che veniva 30 anni fa e quello che viene adesso? Ha richieste diverse? Sì, molto più richieste. Vi faccio qualche esempio. Non lo so, cioè basta che manchi l'appendino piuttosto che l'aria condizionata non funzioni un'ora durante la notte. Quando avete cominciato voi a lavorare con Fiditurismo? Quando vi siete associati? Adesso l'anno preciso non me lo ricordo, direi una stupidaggine, comunque tanti anni fa. E noi abbiamo avuto, io nei rispetti di Fiditurismo, tanto di cappello. Sono stati bravi a consigliarvi? A consigliarmi, ho avuto anche degli incontri personali, non più tardi dell'anno scorso, per tante cose, e quindi posso dire solo questo. E vi hanno appoggiato? Mi hanno appoggiato con di le tutto, banche, come garanzia, come tutto. Qual è il valore maggiore secondo lei di avere un consorzio così che vi possa aiutare? Qual è il nodo fondamentale? Il nodo fondamentale secondo me sono le banche adesso. Perché se Fiditurismo ci dà l'ok, sono le banche che devono vedere le banche fino all'anno scorso ci hanno sempre dato l'ok, quest'anno il problema è poi adesso. Penso che sia una questione generale un po' per tutti.